Alessandra Giudici, volto non nuovo sicuramente alla politica, e dopo un po' di silenzio è tornata in campo a sostenere una lista che accompagnerà la campagna elettorale di Nanni Campus. Sì, è una decisione presa ovviamente dopo tutta una serie di ragionamenti alla luce di quello che sta avvenendo a Sassari, di quello che è successo, e a questo punto ho pensato bene di provare a pensare a quello che succederà, e quindi diciamo che Nanni Campus mi sembra esattamente, da ex amministratore e quindi conoscitore indubbiamente valente da questo punto di vista delle cose della città, credo che non ci sia maggior garanzia, insomma. Una città che ha bisogno di ripartire, questo è negli slogan, soprattutto leggiamo con Noi si può, un programma articolato per riprendere un pochino quello che è la vita di questa città che per molti ultimamente è implosa. Beh, diciamo che nel programma del candidato Nanni Campus, anche perché ormai tutti lo chiamano Nanni, quindi nel programma di Campus c'è una parte che si chiama appunto Sassari Beccia e Sassari Nova. Sassari Beccia è la conservazione e la promozione di tutto quello che è storico, tutto quello che è culturalmente legato al nostro concetto di Sassari città vecchia, tra virgolette. Sassari Nuova ovviamente è la Sassari che noi vorremmo diventasse, una Sassari senza le serrande abbassate, cosa che sta diventando sempre più comune, sembra quasi che ci stiamo abituando a una città silenziosa, dove la gente non esce abbastanza spesso oppure esce con un po' di timore, e quindi diciamo che già questi due punti sono importanti per quanto riguarda Sassari, senza dimenticare quelle che sono comunque le borgate, perché anche quelle sono fondamentali in una città come questa. Diciamo che il punto fondamentale del programma di Nanni è quello che viene chiamato Sassari città metropolitana. Credo che racchiuda in quest'unica parola tutto quello che lui vuole raccontare. Quanto è importante la sua esperienza amministrativa? Lei è stata presidente della provincia, quindi conosce molto da vicino quelle che sono le problematiche legate a una città che sì, sembra sonnacchiosa, però racchiude dentro grandi eccellenze. Io ho sempre pensato che amministrare una città sia comunque un compito sicuramente gravoso, e un amministratore, ripeto, come Nanni, che ha già amministrato questa città, possa veramente dare quel colpo di reni che qui manca. Amministrare Sassari è indubbiamente difficile adesso. Io vedo un po' di problemi domani, il giorno dopo le elezioni, perché bisognerà girare pagina, cercare come sempre di conservare le cose buone che sono state fatte. Un buon amministratore questo lo sa fare egregiamente, e cercare di andare avanti con programmi che comunque devono essere programmi fattibili, fruibili per questa città e per i suoi abitanti.